Circa la metà dei rifiuti ammassati nei capannoni della CNC di Pernumia, ben 22.000 tonnellate ritenute pericolose, entro la prossima primavera saranno tutti conferiti a un centro di smaltimento di Siviglia, in Spagna. Il materiale verrà portato con molti camion a Marghera per l'imbarco sulle navi. Il tutto dovrebbe iniziare da settembre. È quanto emerso dopo l'ultimo sopralluogo di lunedì scorso nei capannoni di Via Granze delle associazioni ambientaliste La Vespa di Battaglia Terme, SOS CNC di Due Carrare, Lasciateci Respirare di Monselice, le imprese che si occuperanno della rimozione e l'ingegner Francesco Trevisan di Veneto Acque, società della Regione Veneto che gestisce il progetto di bonifica del costo di circa 12 milioni di euro. I restanti rifiuti non pericolosi verranno conferiti, sembra, nella zona di Montecchio Maggiore, nel Vicentino. Soddisfatti per la collaborazione e la trasparenza mostrate dalle istituzioni in questa fase, e sperano anche in futuro, si sono detti gli ambientalisti. Resta però l'amarezza, hanno aggiunto, nel vedere spese tante risorse pubbliche per sanare le conseguenze di attività criminali.